Buongiorno e ben ritrovati cari amici di Radio Palazzo Carli, di La Tenda TV. Buon mercoledì 6 dicembre 2023. Continua il nostro cammino in questa prima settimana di Avvento, oggi celebrando la memoria di San Nicola. Vissuto a cavallo tra il III e il IV secolo, fu vescovo di Mira, nell'attuale Turchia meridionale. Di San Nicola non sappiamo molto, però fu certamente un difensore dell'ortodossia, forse partecipò al concilio di Nicea e la tradizione gli attribuisce una particolare attenzione ai piccoli e ai poveri. Proprio da questa attenzione poi è nata la tradizione di alcune zone anche del nostro territorio di scambiarsi qualche regalo proprio in occasione della memoria di San Nicola, a dire il vero nella notte precedente che conduce al 6 dicembre. San Nicola, o meglio, San Nicolò. Ma desideriamo che anche oggi sia la parola del Vangelo a illuminare il nostro cammino e invochiamo il dono dello Spirito Santo. Dio nostro Padre, manda su di noi il tuo Spirito Santo perché spenga il rumore delle nostre parole, faccia regnare il silenzio dell'ascolto e accompagni la tua parola, dai nostri orecchi fino al nostro cuore. Così incontreremo Gesù Cristo e conosceremo il suo amore. Egli vive e regna, ora e nei secoli dei secoli. Amen. Ascoltiamo il brano evangelico che oggi la liturgia ci propone dal Vangelo di Matteo, il capitolo 15, versetti da 29 a 37. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù giunse presso il mare di Galilea e salito sul monte, lì si fermò. Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi ed egli li guarì, tanto che la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli zoppi guariti, gli storpi guariti, gli zoppi che camminavano e i ciechi che vedevano. E lodava il Dio di Israele. Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: «Sento compassione per la folla. Ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni, perché non vengano meno lungo il cammino». E i discepoli gli dissero: «Come possiamo trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla così grande?» Gesù domandò loro: «Quanti pani avete?» Dissero: 7 e pochi pesciolini. Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, prese i 7 pani e i pesci, rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte piene. Sento compassione per la folla. Così si esprime Gesù di fronte ai suoi discepoli. E in queste sue parole troviamo sintetizzata la fonte di ogni sua azione, descritta poi nel brano evangelico. La compassione di Gesù, la sua capacità di avvertire il dolore degli altri, ci mostrano il suo cuore sensibile, aperto, attento. E questo lo porta a farsi vicino concretamente a zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati.
questo stesso cuore avverte poi la fame della folla e desidera fare qualcosa. Subito però l'abbiamo sentito, c'è l'obiezione dei discepoli, un'obiezione ragionevole. Abbiamo solo 7 pani e pochi pesciolini. Eppure tutti mangiarono a sazietà. Il testo evangelico non ci parla di moltiplicazione, quanto piuttosto di condivisione. Gesù prende pani e pesci, rende grazie, li spezza, li dà ai discepoli e i discepoli alla folla. È il miracolo della condivisione e in questo ci possiamo sentire tutti coinvolti. Noi non possiamo moltiplicare quel che abbiamo, però possiamo condividerlo. Anche noi, discepoli del Signore, siamo chiamati ad avvertire la compassione verso chi incontriamo sul nostro cammino e diventare strumenti di condivisione verso tutti. C'è quel particolare delle 7 ceste avanzate. L'Evangelista, raccontandoci questo secondo segno che Gesù compie, vuole offrirci una sottolineatura sulla compassione e la misericordia di Dio che si manifestano in Gesù verso tutti i popoli. Oggi abbiamo anche l'opportunità di ringraziare il Signore per il dono dell'Eucaristia. Nella celebrazione domenicale, oppure per chi di noi la vive quotidianamente, si ripete per noi il miracolo della condivisione. Gesù offre se stesso, il suo corpo, il suo sangue, per sfamare la nostra vita, per dare nuova forza, nuovo slancio al nostro cammino e per indicarci allo stesso tempo una strada da percorrere, diventare uomini e donne eucaristici, cioè capaci di farsi dono per gli altri. Ci sostenga in questo nostro cammino l'aiuto e l'intercessione di San Nicola in questo giorno a lui dedicato. E chiediamo, fiduciosi, la benedizione di Dio. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona giornata e arrivederci a domani.